Dopo 16 mesi dall'avvio del cantiere, la costruzione dell'edificio alto 40 metri è conclusa. Parliamo della nuova pediatria di Padova, 157 posti letto, consegna dell'immobile tra un anno, a giugno del 2025, costo complessivo 52 milioni, una vera rivoluzione per il mondo della sanità. Nel suo profilo social anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha celebrato il fatto che la costruzione sia addirittura d'arrivo, un sogno che diventa realtà, l'ha definito, pensando al fatto che le prime ipotesi e i primi progetti risalivano al 2002. Pediatria ora è arrivata al tetto, alcune stanze hanno già pavimenti e infissi, tra poco si partirà con gli impianti per quello che è stato definito il miglior ospedale d'Europa, stanze a misura di bambino e genitore, molti bagni, sale relax che ricostruiscano l'ambiente di casa o almeno che si avvicinino, spazi molto più ampi di quelli attuali per accogliere giovani pazienti da tutta Italia. La struttura ha 9 livelli, ogni piano è di circa 2000 metri quadrati e ogni giorno nel cantiere stanno lavorando circa 100 operai. Altissima l'attenzione per i particolari, è in corso ad esempio la realizzazione della camera schermata per risonanza magnetica nucleare e una terrazza a sbalzo di 10 metri per 1000 metri cubi sarà destinata a ospitare i pazienti immunodepressi.